Ciao, sono Cristina, ho una malattia genetica rara e oggi volevo parlarvi delle relazioni, delle, delle relazioni ma anche delle dipendenze, della dipendenza affettiva in questo caso. C'è una risposta scientifica ovviamente, ma io non sono un dottore laureato, semplicemente vi posso assicurare che logicamente e scientificamente proprio dimostrato che siamo più predisposti, noi con la sindrome di Noonan, ad avere delle dipendenze, qualsiasi tipo di dipendenza, che sia dal fare qualcosa, che sia dipendenza da una persona, quindi dipendenza affettiva, che sia da un'abitudine o un cibo, la dipendenza alimentare. Non parliamo poi delle sostanze o dei farmaci, che quella è un'altra cosa, è un'altra dipendenza molto più grave. Ho un'ipertrofia cardiaca, una problematica del cuore, e ho perennemente la pressione bassa. Quindi arriva poco ossigeno, poco sangue al cervello. Quindi il cuore cosa fa? Per sopravvivenza, perché avverte che nel cervello c'è poco flusso, no, di sangue. Va in tachicardia, batte forte per far sì che vada più sul sangue l'ossigeno, ma questo mi fa solo star male perché sento la tachicardia, però non funziona più di tanto. Quindi, tramite gli eccitanti come il caffè o la teina o la creatina mi ha aiutato per un po'. Ho tante emozioni, ad esempio quando proviamo qualcosa per una persona, quando siamo innamorati, quando proviamo dell'affetto per una persona, ci sentiamo a mille, no? E poi non riusciamo più a stare senza quella sensazione. Perché nel nostro corpo ci fa sopravvivere. Ed è forse per questo che fa così male l'amore, di più di star senza un farmaco, di più di star senza cibo. È senza l'amore che riesci anche, che ti passa la fame, no? Che ti passa il significato, non ti ricordi più il perché e il motivo. Perché il senso. Sì, poi dici, ok, lo faccio per me stessa, lo fai per te stesso, ma non è poi così importante.